quanti So talenti sono non stati hanno scavalcati da quelli possibilità. che tenevano i soldi per pagare, Cioè per farsi prendere dagli scouting, cioè, cioè. immaginate un giocatore che palesemente ha più talento da altri e non viene preso semplicemente perché gli altri pagano. Cioè, ma è Esatto normale che ragazzi, quel perché ragazzo smette di giocare a calcio, ragazzi? qua veramente parliamo di sistema marcio, perché veramente stiamo parlando di qualcuno che andava a manipolare, gli scouting e comunque i giovani, tra virgolette, da che meritavano, semplicemente perché li sceglieva in base a quanti soldi avevano versato i genitori per fargli fare per fargli fare il salto di qualità, il salto in serie C, in serie B, in se quello che era. Quindi considerate poi che, ragazzi, il punto è sempre quello, è che tu quei salti sono fondamentali, perché hai la fortuna di stare nella primavera dell'Inter, nella primavera del Napoli, nella primavera della Juventus e ancora Nemmeno, vedesi nemmeno. quindi già così normale è difficile. Se poi ci metti un personaggio marcio che rende tutto più complicato, ragazzi, ma cioè dove si andava a finire? Però è veramente una cosa vergognosa, veramente una cosa vergognosa, una cosa vergognosa. Per me Assolutamente. ragazzi, per me è addirittura quasi più scandaloso di Calciopoli. Per me si è raggiunto il marciume di Calciopoli, perché è veramente una cosa, perché si parla del futuro di ragazzi, di ragazzini che hanno dei sogni, che sono pieni di sogni e che si vedono rovinata magari il sogno di una vita